autorevoli del Partito Democratico lanciano la candidatura a sindaco del segretario regionale Andrea Martella. Spunto un nuovo indagato nell'inchiesta sui presunti fondi elettorali illeciti nella seconda campagna elettorale di Brugnaro. Sarebbe il legale rappresentante di una società legata al sindaco. Giro di prostituzione scoperto dai carabinieri in alcuni locali dell'Alta Padovana e in uno di Pianiga. Secondo le indagini erano coinvolte una quarantina di ragazze, 5 arresti. Minacce di morte ai genitori, maltrattamenti contro la madre. I carabinieri hanno arrestato a Chioggia un 32enne già aggravato da precedenti penali. Decisione destinata a fare giurisprudenza, quella emessa dal Tribunale di Venezia, che ha condannato una compagnia assicurativa a risarcire con 200.000 euro la moglie di un ciclista 60enne investito a Martellago. A Cafarsetti l'incontro con le associazioni di iraniani presenti a Venezia, ribadito il sostegno del comune al popolo colpito dalle repressioni, indetta una manifestazione cittadina. Edizione veneziana dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano la politica, prime scintille di campagna elettorale per le comunali di Venezia. Il Partito Democratico lancia la candidatura di Andrea Martella a sindaco. Nei prossimi giorni la consultazione allargata a tutta la coalizione di centro-sinistra. Duro scambio tra Simone Venturini e Monica Sambo. Come Partito Democratico ci stiamo incontrando nei vari territori proprio per consultare i nostri iscritti e le nostre iscritte in merito proprio a questa proposta di candidatura che è emersa dal tavolo della coalizione in merito alla figura del senatore Andrea Martella. La consultazione interna del Partito Democratico veneziano nei vari territori comunali sulla candidatura di Andrea Martella, prossimo sindaco di Venezia, rappresenta il primo passo di un confronto che nelle prossime ore sarà esteso a tutte le forze della coalizione di centrosinistra. Senatore e segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella ha scritto sul suo profilo social: è tempo di contrapporre al fallimento del centrodestra una visione nuova della nostra città. Da un lato Venezia senza abitanti, sempre più spopolata, dall'altro Mestre che purtroppo è diventato simbolo di degrado e insicurezza, quindi una città che invece va ascoltata e va profondamente cambiata. Siamo certi che anche la figura di Andrea Martella possa accogliere queste istanze. Sul versante del centrodestra, il candidato sindaco che appare più probabile per il dopo Brugnaro è Simone Venturini, attuale assessore alle politiche sociali, della residenza e del turismo. I nomi non sono ancora ufficiali, ma le dichiarazioni appaiono già da confronto elettorale. Io credo che il prossimo sindaco e quindi i candidati sindaco devono essere espressione di questa città, non devono essere calati dall'alto, non devono essere in posizioni di segreterie di partito romane e devono essere persone che hanno vissuto in questo territorio. Io credo che sarebbe un ottimo sindaco di Portogruaro, città che conosce molto bene, non so se ha la conoscenza e insomma abbia vissuto questa città come tanti altri candidati sindaco. Dichiarazioni anche un po' scomposte da parte dell'assessore Venturini, che in realtà in questi ultimi 10 anni è stato l'artefice purtroppo di tantissimi problemi legati alla città. Farsi fare anche la morale in qualche modo da chi ha governato 10 anni la città in settori strategici, ricordiamo casa, sociale e turismo, tanto per citarne un altro dei grandi problemi della città, assolutamente non l'accettiamo. Inchiesta sui presunti fondi illeciti nella seconda campagna elettorale che ha portato Brugnaro alla rielezione. C'è un sesto indagato nell'inchiesta sui presunti fondi illeciti nella campagna elettorale per la rielezione del sindaco di Venezia nel 2020. Si tratta di Stefano Schiavon, legale rappresentante di Venezia 2025, struttura creata per gestire la seconda campagna del sindaco, ma che è anche nel consiglio direttivo di un'impresa comune. Schiavon infatti rappresenterebbe la figura chiave dell'inchiesta perché è presente in entrambe le strutture della campagna. Per la procura, proprio perché legato a entrambe le associazioni, non poteva ignorare i passaggi di denaro tra le due. Secondo l'accusa, lo spostamento di soldi serviva proprio a superare il tetto di spesa prevista dalla legge per le campagne elettorali, fissato intorno ai 330.000 euro. Nella campagna Brugnaro lo avrebbe oltrepassato di oltre $500.000. La difesa sostiene che i fondi siano fuori dal periodo di campagna, ma i PM guardano alla destinazione, non ai tempi dei versamenti. Prima o dopo la forbice che la legge individua come campagna elettorale.
La Procura chiama in causa le pronunce della Corte dei Conti che non distinguono in base alle tempistiche ma alle dichiarazioni dei soldi. Sulla questione si arriverà in aula il prossimo 2 aprile, dove si deciderà se mandare gli indagati a processo o far cadere le accuse. Continuano le indagini per ricostruire dinamica e movente dell'omicidio di Sergiu Tarna. Manca ancora almeno una voce a comporre il mosaico di testimonianze che si stanno raccogliendo per ricostruire il quadro esatto nel quale è maturato l'omicidio di Sergiu Tarna, il 25enne moldavo freddato con un colpo di pistola la notte tra il 30 e il 31 dicembre. I carabinieri stanno cercando una transessuale che, secondo una versione, sarebbe stata ripresa assieme all'agente di polizia locale Riccardo Salvagno, un filmato che potrebbe costituire un possibile movente del delitto. Al momento, in ogni caso, non è chiaro né se il video esista né se la persona in questione sia quella giusta. Secondo il legale di Salvagno, Guido Galletti, il suo assistito ha parlato solo di una prostituta in generale. Chi è stato sentito invece è una terza persona che avrebbe partecipato con Salvagno e l'altro arrestato Andrea Vescovo ad un sopralluogo nei campi di Malcontenta, dove poi è stato ritrovato il cadavere. L'uomo, che non aveva idea di cosa stesse accadendo, ha contattato spontaneamente le forze dell'ordine. La polizia ha arrestato a Mestre un cittadino di nazionalità straniera per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel suo appartamento sono stati trovati circa 50 grammi di cocaina suddivisa in involucri, una somma di denaro in contanti, verosimilmente provento dell'attività illecita, diversi telefoni cellulari e strumenti per il confezionamento della droga. Un giro di prostituzione è stato scoperto dai carabinieri in alcuni locali dell'Alta Padovana. Secondo le indagini erano coinvolte una quarantina di ragazze, 5 le misure cautelari nei confronti di altrettanti veneti. Sono durate più di un anno le indagini dei carabinieri della compagnia di Cittadella sul giro di prostituzione che gravitava attorno a un locale notturno di Campo San Piero nell'Alta Padovana, chiuso dopo le perquisizioni della notte, e a un secondo night di Pianiga nel Veneziano. Un imponente giro, movimento di donne sia italiane che dell'Est Europa presso un paio di strutture ricettive dell'Alta Padovana, localizzate in Borgo Rico e Campo San Piero, e sostanzialmente nel giro di breve tempo abbiamo capito che queste signore prestavano la propria opera sotto un paravento legale gestito peraltro da 2 società, una SRL e un'associazione culturale. 5 i veneti tra i 50 e i 60 anni, destinatari di misure cautelari, tra cui un trevigiano di Resana con 3 di loro agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di firma. 40 ragazze tra i 20 e i 45 anni, italiane dell'Est Europa, si esibivano nei locali a fronte di un contratto e di uno stipendio tra i 60 e i 90 euro al mese, in apparenza regolari. Nei privé del locale, con una tariffa a tempo, 50 euro ogni 10 minuti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avvenivano invece prestazioni sessuali, pagate poi in contanti o addirittura col POS, fingendo che fossero consumazioni. È interessante che l'indagine patrimoniale svolta dal nucleo operativo della compagnia di Cittadella ha permesso di ricostruire una serie di movimenti finanziari messi in atto da 2 di questi promotori che sono finiti agli arresti domiciliari, che consistevano sostanzialmente in un meccanismo di ricezione dei proventi corrisposti dai clienti alle prostitute, lavaggio e ripulitura attraverso una serie di operazioni bancarie e finanziarie utilizzando le 2 persone giuridiche citate, reimmissione nell'economia legale, quindi legittima. I carabinieri hanno anche sequestrato oltre 12.000 euro, mentre le accuse a vario titolo sono di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e per 2 di loro di autoriciclaggio di denaro. Minacciava i genitori e maltrattava la madre. I carabinieri hanno arrestato a Chioggia un 32enne già aggravato da precedenti penali. Minacce di morte, violenze e continue richieste di denaro ai genitori. È finito in carcere un 32enne di Chioggia accusato di maltrattamenti in famiglia. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri su ordine del GIP di Venezia. Secondo la procura, l'uomo avrebbe reiterato nel tempo condotte aggressive e intimidatorie nonostante una precedente condanna e la misura della libertà vigilata. A denunciare è stata la stessa madre, ormai esasperata nel mese di dicembre. In un episodio la donna era stata anche costretta a rifugiarsi da una vicina che sarebbe a sua volta stata minacciata di morte dal 32enne. L'ultimo episodio risale allo scorso 30 dicembre. L'uomo avrebbe distrutto oggetti in casa e colpito le pareti a pugni. Le indagini parlano anche di un presunto abuso di alcol e stupefacenti, comportamenti violenti, ripetuti e incontrollati. Per evitare nuove aggressioni, l'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere.
Momenti di paura all'ora di pranzo davanti all'outlet di Noventa di Piave. Un'auto parcheggiata a pochi metri dal casello autostradale ha preso fuoco, subito allertate le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti la Polstrada e i vigili del fuoco. L'incendio è stato domato in pochi minuti, nessuno è rimasto ferito. I 2 giovani a bordo, infatti, appena visto il fumo, hanno immediatamente parcheggiato e si sono messi in salvo. E adesso la sentenza storica del Tribunale di Venezia. È una decisione destinata a fare giurisprudenza, quella emessa dal Tribunale di Venezia, che ha condannato una compagnia assicurativa a risarcire con 200.000 euro la moglie di un ciclista sessantenne investito qualche anno fa a Martellago. L'uomo, vittima di gravi lesioni permanenti, aveva ricevuto in via stragiudiziale 400.000 euro, ma la moglie erano finite solo 10.000 euro e da qui è partita la causa civile. Spesso è una questione, un po' trascurata. L'attenzione è spesso concentrata sulla vittima primaria, giustamente, subisce una macrolesione, un grave danno, va risarcito chi ha subito il danno. Ma il Tribunale ha riconosciuto un danno significativo al coniuge, cioè alla persona che vive quotidianamente accanto a un macroleso. In aula la vicenda ha preso un'altra piega. Il giudice ha ritenuto che anche chi vive quotidianamente accanto a un familiare gravemente lesionato subisca un danno reale, profondo e meritevole di tutela. Di 200.000 euro a fonte di un danno della vittima primaria, cioè del marito, di più di 400.000 euro. Quindi stiamo parlando di una somma molto importante e che è stata riconosciuta non in maniera meccanica ma in maniera ragionata. Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dall'avvocato Matteo Andriollo, legale della famiglia, che ha definito la sentenza un riconoscimento importante alla sofferenza invisibile dei caregiver. Chi vive accanto a una persona gravemente lesionata non è un soggetto collaterale, ma è una vera e propria vittima riflessa. Infatti si tratta del danno. Il sindaco di Stra, Andrea Salmaso, è stato eletto all'unanimità presidente della conferenza dei sindaci della Riviera della Brenta, subentra Marco Dori di Mira. Gli obiettivi storici della conferenza restano centrali, ha detto Salmaso: promozione del turismo e delle eccellenze del territorio, rafforzamento delle grandi manifestazioni e sviluppo del turismo fluviale, valorizzando il naviglio del Brenta. Il Comune di Venezia ha organizzato un incontro nell'aula consiliare di Ca' Farsetti con le associazioni iraniane presenti in città. Ovunque loro reprimevano qualsiasi protesta contro la Repubblica Islamica. Sto parlando già dall'inizio di questo regime. Mio fratello, un anno più piccolo di me, a 23 anni, è stato ucciso. È un susseguirsi di storie e testimonianze che parlano il farsi, lingua ufficiale dell'Iran. A Ca' Farsetti l'incontro con alcune associazioni iraniane presenti a Venezia per parlare della repressione in atto e sostenere la popolazione. Tra loro anche molti studenti. Sentire notizia di violenze, arresti, repressione ha un forte impatto psicologico sugli studenti. Il Comune di Venezia lancia così un messaggio di solidarietà e di pace, accendendo il riflettore su ciò che stanno vivendo i popoli iraniano e curdo, annunciando una prossima manifestazione che vedrà Venezia accanto agli uomini e alle donne iraniane presenti in città. Tutto è nato, ricordo, col movimento Donna, Vita, Libertà. Il Comune di Venezia è sempre stato al loro fianco. Questo momento pubblico è propedeutico a una manifestazione pubblica più grande che faremo sempre in collaborazione con tutti loro. È uno dei peggiori regimi della storia dell'umanità e che va in qualche modo contrastato urgentemente proprio in questi giorni in cui il regime sta mostrando la sua faccia peggiore. È il tempo della de-escalation, è il tempo della solidarietà, una posizione per la libertà, per l'autonomia delle persone, per una voce finalmente libera dell'Iran, ma soprattutto per un intervento affinché si smetta di uccidere tutte queste donne, tutti questi giovani ragazzi che sono alla base di questa grande rivoluzione. E la rivoluzione grida donna, vita, libertà. Woman, life, freedom, zan, zendegi, azadi. Donna, vita, libertà. Donna, vita, libertà. Voltiamo pagina a colpo di coda dei riti dell'Epifania. Si è disputata fuori tempo la corsa della Befana con un centinaio di partecipanti.
Successo per la 48esima edizione della corsa della Befana a Malamocco al Lido di Venezia, disputata fuori dal periodo canonico dell'Epifania per il maltempo. L'importante era comunque proseguire nella tradizione. Anche dopo la Befana, i vincitori della gara politica non competitiva sono stati Stefano Zennaro per il maschile e Silvia Cozzi nel femminile, coppia e marito e moglie nella vita, entrambi con una grande passione per la corsa. A completare il bel quadro familiare anche la loro figlia di 2 anni che ha partecipato alla gara tra i bambini con il primo pettorale della sua vita. Circa un centinaio complessivamente i partecipanti al via tra adulti e bambini. Una quarantina di bambini che sono partecipati per 2 gare, una per le elementari e una per le medie, e circa un'ottantina di atleti. In ritardo, ma causa maltempo, una tradizione da tantissimi anni, adesso presa in mano appunto da Venezia Triathlon con l'aiuto anche del gruppo Bevanda per i ristori. Per gli organizzatori la cosa più importante era quella di mantenere la continuità e la tradizione di una gara sentita e antichissima, nata 50 anni fa, nel 1976, grazie all'Associazione Civica Malamocco, e la tradizione è viva e continua, merito della società Venezia Triathlon, che ha assunto l'organizzazione della gara. Il percorso di circa 10 km per gli adulti con arrivo e partenze in Rio Terrà, cuore del borgo. Stefano Zennaro è arrivato per primo al traguardo insieme a Andrea Del Talis, secondo per sorteggio, terzo Andrea Voro. Nella gara femminile ha invece trionfato Silvia Cozzi davanti a Sara Ghezzo e Antonella Rosan. È un bel evento, siamo alla 48esima edizione e niente. È stata una giornata fredda, però c'è stata partecipazione. Questa corsa della Befana è composta da tutte persone del luogo, di Malamocco, di Venezia, delle isole, quindi è questo quello che vogliamo, appunto, una tradizione portata avanti ma fatta da famiglie. Come consumiamo e come ci vestiamo? A dircelo una ricerca condotta dall'outlet di Noventa, dall'istituto Doxa. Si chiamano restyler, comprano consapevolmente, cercano la qualità e usano i vestiti come espressione del proprio modo d'essere. La categoria emersa dalle ricerche condotte all'outlet di Noventa è diventato laboratorio sociologico per analizzare i consumi. Il nostro obiettivo è quello di capire e di comprendere sempre meglio le esigenze e le necessità dei nostri visitatori, perché è l'unico modo che abbiamo per poi intercettare quelli che sono i loro bisogni e quelli che sono le loro aspettative. Il target dello studio è stata la popolazione tra i 50 e i 65 anni, ricerca realizzata in collaborazione con Doxa su un campione di oltre 500 persone, campione rappresentativo della popolazione italiana. Una popolazione che ha sicuramente voglia di reinventarsi, di vivere la moda come espressione del proprio gusto alla ricerca della qualità. Non da tutti però l'abbigliamento è usato come un gioco, tra questi i veneti, che è emerso, prediligono l'acquisto fisico rispetto all'online. Non lo è per il consumatore veneto, che è molto attento invece a tutti quelli che sono gli aspetti legati all'eleganza, alla sobrietà e in qualche modo anche a tutti gli aspetti legati alla sostenibilità e l'eticità sia delle produzioni che dei tessuti. Un'ultima notizia di sport calcio con la vittoria fondamentale per il Venezia che supera 3-1 il Catanzaro e raggiunge il secondo posto ad un punto dal Frosinone, gol di Busio, Adorante e Casas. È davvero tutto, vi lascio ora alla sigla delle previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata.